alle mie spalle la Majenca, ossia l'albero di maggio, un antico simbolo pagano che porta ancora oggi fortuna al popolo sloveno. Castagnevica na Hrashu o anche Castagnevica del Carso o sul Carso. Stiamo entrando in quello che fu il fronte degli Isonzo-Ormè. Dal 15 al 17 qui italiani e austriaci si affrontarono in maniera estremamente feroce. Sulla strada per Loquiza, a parte queste intrusioni, abbiamo trovato un importante reperto che ci riporta alla prima guerra mondiale. Ricordiamo tra l'altro che queste strade sono strade piuttosto importanti, hanno un certo valore storico perché su queste strade ha marciato ad esempio anche il fante poeta Giuseppe Ungaretti. Ed eccola qui la tana degli uomini Talpa, gli uomini della prima guerra mondiale. Novara era forte, nella preparazione del luglio 1917, Dolina e Caverna chiamò nuova vita per l'auspicato giorno. Di sera siamo arrivati finalmente a Loquiza, ci troviamo qui e adesso dovremo andare nella buona osteria da Primož per farci onore e probabilmente dormiremo in questa zona qua, nella zona dove si trova il trono di Borojević. E se invece cantare in bordello vendo la canna, e se invece cantare in bordello vendo la canna e me... Ciao Primož, grazie. Sulla strada Pepe Cinque abbiamo trovato anche una guida a un nostro piccolo amico. La grotta del Pecinca, grotta costruita dagli austriaci, da notare il cavallo di Frisia. Ed ecco un altro reperto importante, il trono di Borojević, costruito dai soldati austriaci per il loro comandante Borojević, appunto, dove lui stesso non pose mai le sue auree terga. Io sì. Mattina del 9 maggio. Sulla sommità dell'altopiano di Castagnevica, oltre c'è Gorizia e dietro me il monumento alla sovranità, una torre con delle finestre che ricordano molto delle feritoie medievali. Ed ecco adesso dietro di noi Gorizia, dove ora ci recheremo a prendere il treno e tornare a casa. Si sconfina? Sconfiniamo. Eccoci qua! Siamo a?